Le sfide dell'internazionalizzazione sono in realtà un setting mentale, secondo me. C'è un fatto culturale, il mondo è diventato improvvisamente piccolo, in diciamo, pochi lustri è diventato piccolo, però in qualche modo vanno conosciuti i codici, vanno conosciute le lingue, vanno diciamo, capite, quindi serve più flessibilità, vanno capiti i linguaggi che non sono sempre scritti. Fare business significa avere un approccio diciamo, aperto, avere delle nozioni che non sono soltanto tecniche, quelle sono più facili da trovare, ma significa sapere di trovare culture diverse davanti a sé, con tempistiche diverse, con modalità diverse anche proprio di interlocuzione. Alla fine è un rapporto tra persone, la credibilità e l'affidabilità non si inventa, e ci sono delle piccole o grandi barriere che vanno conosciute per poter essere superate. L'internazionalizzazione impone una conoscenza, diciamo, un'abitudine a lavorare con legislazioni diverse, persone diverse, culture diverse. Un'azienda internazionale è un'azienda molto più competitiva e probabilmente un'azienda che riesce a rendere meglio anche nel mercato interno. È un'azienda più affermata, più rilassata, diciamo, con un management che è più abituato a viaggiare, a parlare le lingue e ad avere dei consulenti che aiutano conoscendo esattamente il perimetro o inventando dei nuovi perimetri. Ecco, quindi flessibilità e cultura prima di tutto. Il terzo settore, o cosiddetto terzo settore, è una forza del nostro paese. Il nostro è un paese generoso, ovviamente il fatto di chiedere qualcosa, risorse o tempo alle persone, chiedere alle persone di spendersi per aiutare altre persone impone un rigore ancora maggiore che nell'economia pura, nell'economia del profitto. Ecco, ogni euro o ogni minuto delle persone che viene impegnato è doppiamente, quasi sacro, è doppiamente importante. Ecco, quindi bisogna essere rigorosi, bisogna essere trasparenti, bisogna essere efficienti. Ecco, esiste una percentuale, un ratio tra euro raccolto ed euro impiegato, esistono delle certificazioni, esiste un certo rigore, ecco, nel terzo settore il rigore è ancora più importante che in azienda, in un certo qual modo.